La bellezza di Valle Vecchia si scopre appena si esce dall'auto, inoltrandosi a piedi per sentieri profumati di salvia e di vento. Si attraversano campiture ocra, verdi, oro, sono in realtà canneti e praterie, dune e spiagge. Un paesaggio dalle 1000 sfumature, frutto di un intervento di bonifica piuttosto recente che risale agli anni 60, dunque una valle tutt'altro che vecchia. Si porta dietro questo nome che è proprio un toponimo storico, perché era la più antica delle valli di un sistema lagunare dell'entroterra di Caorle. È stata bonificata negli anni 60 e 70 e solamente all'inizio degli anni 90 è iniziato un interessante progetto di riqualificazione ambientale che ancora continua in questi giorni. Ma che cos'è esattamente Valle Vecchia? Un'isola, una riserva, un'oasi naturalistica nella laguna di Caorle. Certamente Valle Vecchia è tutto questo, ma non solo. A noi ci piace dire che è un'azienda agricola pilota dimostrativa e questo è il suo nome corretto. È un territorio di proprietà regionale affidato all'azienda regionale Veneto Agricoltura per fare un'agricoltura moderna, sostenibile, compatibile. Noi qui sperimentiamo e facciamo dimostrazione ai tecnici di come si può fare agricoltura negli anni 2000 in modo compatibile con l'ambiente, ma un'agricoltura da reddito. Teniamo conto che è anche un territorio molto importante dal punto di vista turistico. Se circa metà dei 900 ettari di Valle Vecchia è adibita ad azienda agricola sperimentale, l'altra metà accoglie e conserva un habitat incredibilmente ricco, il cui valore è riconosciuto dalla Comunità Europea. Valle Vecchia è uno dei siti di importanza comunitari più interessanti nella costa alto-adriatica. È anche zona di protezione speciale, significa che è una zona riconosciuta e importante per la presenza soprattutto dell'avifauna. Abbiamo censito circa 250 specie diverse. In alcuni periodi dell'anno abbiamo anche concentrazioni interessanti, soprattutto di uccelli migratori, ma quel che conta, quello che fa di Valle Vecchia una perla è la biodiversità, che è veramente molto ricca. E che altri animali ci sono? Per esempio c'è anche la nutria? La nutria ormai c'è dappertutto, ma in questo ambiente che è tutto sommato un ecosistema in equilibrio, la nutria non crea i danni o le situazioni così di allarme che ci possono essere in altri contesti. Si è inserita come uno degli elementi dell'ecosistema e fa la sua vita normalmente. Ci sono naturalmente altre specie interessanti di mammiferi, per esempio c'è la volpe, il tasso, ci sono ancora dei daini, c'è il capriolo, frutto di un progetto fatto a livello nazionale di studio del ritorno del capriolo nelle aree di pianura. Quindi furono rilasciati circa 10 anni fa una decina di esemplari radiocollarati. Questi si sono riprodotti, abbiamo studiato le loro abitudini all'interno del comprensorio, verificato che non costituiscono una fonte di danno per le colture agricole, anzi hanno una capacità di adattamento al territorio, sanno sfruttare i piccoli boschi, le siepi campestri, le piccole aree umide e si sono ben adattati e anzi si stanno diffondendo, irraggiando sul territorio. Alberi, arbusti, prati, piante acquatiche e palustri. La vegetazione di Valle Vecchia è estremamente diversificata, pur nelle caratteristiche tipiche del litorale veneto. La vegetazione è caratterizzata dal paesaggio della pineta litoranea, una pineta relativamente recente perché fu realizzata negli anni 60 e costituisce il tipico paesaggio costiero, ma la cosa più interessante è quello che c'è dietro la pineta, ovvero la successione di dune e di queste praterie aride che altrove ormai sono scomparse con l'attività di balneazione di tipo classico. Naturalmente questo lungo pezzo di costa non urbanizzato tra Caorle e Bibione attira ogni anno moltissimi turisti. La loro presenza è gestita in modo da ridurre al minimo l'impatto sull'ecosistema. Che tipo di turismo attrae Valle Vecchia?
Valle Vecchia è famosa perché è probabilmente il tratto di costa non urbanizzato più lungo dell'Alto Adriatico e quindi è la spiaggia libera per eccellenza. Arriviamo a numeri ormai molto alti che possono anche essere in certe occasioni preoccupanti, perché arriviamo alle 200.000 presenze concentrate nei mesi, diciamo, da Pasqua all'inizio della scuola. Ecco, noi cerchiamo di controllare questa forma di fruizione in modo da limitare l'impatto sull'ecosistema dunale soprattutto, e cerchiamo di offrire a questi visitatori anche delle occasioni di informazione per visitare il territorio anche alle spalle della spiaggia, quindi per non fare solamente attività di balneazione, ma anche cogliere l'occasione per un'immersione in un ambiente naturale. Quindi progettiamo e realizziamo percorsi, punti di osservazione, ma c'è anche un interessante museo ambientale presso il centro aziendale dove si può anche nelle giornate, diciamo, meno soleggiate, meno belle, comunque trascorrere una giornata rendendosi conto di in che bell'ambiente si è capitati. Un tema particolarmente interessante dal punto di vista della salvaguardia ambientale è l'uso dell'acqua piovana, un uso, come dire, intelligente. Stiamo realizzando un progetto ormai da diversi anni che mira proprio a trattenere all'interno di quest'isola l'acqua di origine piovana, mantenendola in alcuni bacini e per poi essere rimessa a disposizione dei campi coltivati. Questo con degli ottimi risultati sia dal punto di vista produttivo che dal punto di vista della capacità di trattenere all'interno del comprensorio le varie componenti chimiche, l'azoto e il fosfato in particolare, e effettuare una sorta di fitodepurazione che ormai ha raggiunto dei valori percentuali molto importanti, perché riusciamo ad abbattere circa l'80% ed oltre dell'azoto e altrettanto del fosforo che prima andavano di fatto a concimare la laguna. Ecco, la presenza di acqua dolce o comunque a salinità bassa all'interno del comprensorio ci ha fatto subito vedere come se ne avvantaggiassero anche le specie animali, e quindi stiamo monitorando non solo l'avifauna ma anche appunto l'erpetofauna, cioè anfibi e rettili. Qual è il futuro di Valle Vecchia? Valle Vecchia è un laboratorio aperto, nel senso che ogni spesso ci viene in mente qualcosa da sperimentare, da provare a fare, quindi dire qual è il futuro non è semplice. Certamente c'è la tentazione di continuare sulla strada della riqualificazione ambientale, perché è un aspetto che dà molta soddisfazione e risponde anche a quello che ci chiede la comunità europea, però la nostra missione sostanzialmente è quella di gestire Valle Vecchia come azienda pilota dimostrativa agricola, e questa è la scommessa e l'obiettivo che a noi ci piacerebbe vincere, cioè dimostrare proprio con un laboratorio pratico come l'agricoltura fatta in un determinato modo compatibile diventa non solo accettabile, ma essa stessa è un ambiente idoneo per specie altrove rare. Finora ci stiamo riuscendo, però ci piace la sfida di riportare per esempio specie che hanno lasciato il nome al territorio che oggi non ci sono più. Faccio un esempio per tutti: la gru, che oggi è solamente presente nel periodo di migrazione, ma che probabilmente negli anni che furono era molto più abbondante nel territorio dal momento che la città più importante è Porto Gruaro, non a caso. Ecco, quindi questo territorio è quello che forse più assomiglia a quello che c'era qualche secolo fa, e quindi potrebbe essere un'idea quella di ricominciare. Adesso stiamo facendo un'esperienza sull'oca selvatica, proprio puntando sulla presenza invernale di sormi molto numerosi che arrivano dall'est Europa. Stiamo tentando delle iniziative per favorire la nidificazione di un contingente consistente anche a Valle Vecchia. Sono cose che i visitatori possono osservare, vedere, ci sono punti di osservazione? Sì, l'idea è proprio quella di favorire l'osservazione anche del visitatore così meno esperto, tant'è che quest'area per esempio per
per vedere le oche è proprio sotto le finestre del museo. Praticamente dall'interno del museo ci si può affacciare alle finestre e osservare gli animali, un po' come accade così nella filosofia delle oasi che si trovano in Inghilterra, dove praticamente il visitatore guarda la natura seduto al bar. Ecco, un po' questo il modello che va a colmare un settore che prima non avevamo certamente esplorato, perché noi eravamo un po' abituati a realizzare osservatori e capanni nei posti più impervi del comprensorio, dove arrivavano solamente i birdwatcher. Bene, allora non serve essere esploratori esperti per godere di questi meravigliosi spettacoli. No, difatti questo è l'importante, tutti dobbiamo poter avere il modo di contattare l'ambiente, perché il messaggio che ci viene della conservazione deve poter arrivare a tutti.